Basta, già mi ha visto. No, ti ho visto. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo, super giovane Castelbuono, Casteldaccia. Siamo nel finale di questo girone A di eccellenza siciliana, questo match salvezza valido per la giornata numero 27. Squadra in campo con la super giovane in maglia bianca, il Casteldaccia in maglia gialla, super giovane con il 3-4-1-2, la formazione ufficiale vede Campodonico in porta, in difesa da destra verso sinistra Vincenzo Mazzola, Manè e Salvadori, a centrocampo Davide Prestigiacomo, Marrone, Orosco e Mendia. Prestiani sulla tre quarti, dietro Ronde e Lavardera. A disposizione in panchina man mano per la porta, poi Coppa, Presti Giovanni, Genovese, Cotugno, Cangelosi e Billetta, assieme anche a Cicero, preparatore dei portieri, disponibile come giocatore di movimento. Risponde il Casteldaccio con il 4-3-3, Calandra in porta, in difesa Mattia Spampinato, Raia, Vincenzo Prestigiacomo e Abate, a centrocampo Sheriff Arcoleo e Pucci, in attacco Camiolo, Mocero e Sferruzza. A disposizione in panchina Mazzola per la porta, poi Provenza, Palmeri, Gambino, Consigliere, D'Amico, Fazio, Fuschi e Messina. L'arbitro della partita viene da Perugia, è Giuseppe Ciorba, assistito da Martina Iannazzo di Trapani e Walter Ciacia da Palermo. Tutti comodi, è iniziata super giovane Castelbuono, Casteldaccia. Anche la gente presente qui al Failla si è resa conto dell'importanza della partita, dato che queste due squadre si trovano in zona play-out e vogliono conquistare i 3 punti. Super giovane che occupa il 12° posto, a -1 dalla salvezza diretta, sono 26 punti conquistati dalla squadra di Marco Vittorietti, un gradino sotto il Casteldaccia 13° a 24 punti. Sono le due squadre che occupano i primi 2 posti della zona play-out, quindi i più vicini a quelli che rappresentano la salvezza diretta. Poco fa il fuorigioco di Lavardera, qui viene lanciato Ronde, limite il tocco sotto di Ronde, vicinissimo alla rete Ginel Ronde, la prima occasione della partita. La super giovane è partita benissimo. Grande occasione per Ronde, qui Abate non ce la fa a mantenerla in campo. Il super giovane che cavalca l'onda. La rimessa affidata a Davide Prestigiacomo, prova il passaggio Marrone, non ci riesce. Ritmi altissimi sin da subito con Mocero che va con il filtrante a cercare il Camiolo, esce Campodonico, rinvia a far arrivare addirittura verso l'altro portiere e invece finisce tutto in rimessa laterale quasi. Adesso gestisce Calandra, il suo rinvio è intercettato da Lavardera, la curva del Failla incita la super giovane che settimana scorsa ha pareggiato a Castellammare del Golfo 0-0, soprattutto nell'ultima in casa qui al Failla ha perso 4-0 contro il Gela, secondo in classifica. La squadra di Vittorietti non vince da 6 partite, una striscia di 4 pareggi e 2 sconfitte. Ultima vittoria a Marineo contro l'Oratorio 5-2 lo scorso 2 febbraio. Casteldaccio invece che è tornato a vincere
nell'ultimo weekend in un altro scontro salvezza, il 4-0 contro la Folgore Castelvetrano, un ritorno alla vittoria dopo 2 pareggi e 4 sconfitte. Mancava dal 26 di gennaio contro il Lascari la vittoria, arrivata contro la Folgore, la Vardera in mezzo, Ronde sfiora e ancora Ronde si rende pericoloso. Ha sfiorato il gol vittoria a Castellammare, sempre Ginel Ronde. Tanta sfortuna attorno alla super giovane Castelbuono. È stato un po' stretto il pareggio nella provincia di Trapani, mentre è stata convincente la vittoria del Casteldaccia contro la Folgore Castelvetrano. Qui si prende la punizione Youssef Sherif, il primo marcatore contro la Folgore a sbloccare la partita. Poi c'è stata la doppietta di Sferruzza con il primo dei 2 gol sul calcio di rigore. Questo gli ha permesso di raggiungere e superare i 100 gol in carriera. La chiusa Moccero a 3 dalla fine. Parte Sceriffa, la battuta è alta, un po' alta per Mattia Spampinato, il pallone finisce fuori, rimessa super giovane. Se Sferruzza ha superato i 100 gol in carriera, oggi nella super giovane Vincenzo Mazzola fa 50 presenze con la super giovane. Difesa dei Nero Oro che oggi deve fare a meno di Capitan Pennisi, squalificato per somma di ammonizioni. È tornato però Billetta, esterno d'attacco, che parte dalla panchina. Il Casteldaccia invece ha ritrovato Fuschi, anche lui che parte dalla panchina, abbatte, prova il traversone, mette fuori Vincenzo Mazzola. E calcio d'angolo, subito battuto, Pucci, dietro, Arcoleo, sguardo verso l'area, davanti a lui Mendia. E la Casteldaccia riparte, vuole rispondere alle opportunità avute da Ginel Ronde. Qui la salva Davide Prestigiacomo, può permettersi di fare qualche metro palla al piede, ma la pressione del Casteldaccia è alta. I scambi lungo la fascia sinistra del Castelbuono, Vincenzo Prestigiacomo a chiudere le possibilità di Prestianni, rimessa laterale, si prende il proprio tempo la squadra di casa. Il cross in mezzo di Orozco, colpo di testa di Claudio Lavardera. La super giovane ha cercato il gol, sin da subito l'ha trovato al 7° minuto. Lavardera 1-0. Il Casteldaccia protesta per un fuorigioco dubbio. Arbitro che va a discutere con il proprio assistente arbitrale. Festeggia la super giovane Castelbuono con il gol di Claudio Lavardera. Confronto che c'è stato rapido, confermato l'1-0 per i Madoniti. Gol numero 11 in questo campionato per Lavardera. Super giovane che dunque torna anche a segnare il gol, mancava da 3 partite perché c'è stato lo 0-0 di Lascari, la sconfitta qui al Faila contro il Gela e lo 0-0 di Castellammare. L'ultimo gol segnato dalla super giovane prima di questo qui fu contro l'Unitas Sciacca, sempre di Lavardera. Poi la super giovane
si fece recuperare dal gol di Aldo Genco a 14 minuti dalla fine, era il 23 febbraio. È stato comunque un pareggio prezioso contro quella che adesso è la terza in classifica. Giro palla Casteldaccia con Vincenzo Prestigiacomo. Mattia Spampinato la fa arrivare a Salvadori, tornato titolare, oggi adattato a braccetto di sinistra in difesa. Ci sono anche dei cambiamenti degli altri campi, perché ovviamente non è l'unica partita questa qui che si sta giocando. C'è il vantaggio delle Gela a San Vitolo Capo, dunque San Vitolo Capo 0, Gela 1. C'è anche il vantaggio delle Lascari a Castelvetrano contro la Folgore, dunque Folgore 0, Lascari 1. Partita sbloccata su calcio di rigore. Mendia, cross in mezzo a cercare la testa di Ronde, prima Raia in fallo laterale. Sarà una rimessa lunga, ma c'è un giocatore a terra. Grande partecipazione comunque qui al Failla per questo match importantissimo. Un po' di proteste dalla curva del Failla per quella che potrebbe essere una perdita di tempo, anche se non crediamo proprio, perché il Castellaccia per primo non ha bisogno di perdere tempo. A terra Abate, uno dei pilastri di questa squadra, arrivato nel 2020 dall'Albatros Lercara. Si chiede il cambio, sembra non farcela Mirko Abate. Questa stagione più che altro adattato a terzino sinistro. Dalla panchina primi movimenti dunque da parte di Cosimo Di Salvo, che è il vice allenatore del Casteldaccia. Sta sostituendo nell'ultimo periodo Pietro Tarantino, squalificato, tornerà settimana prossima. Tarantino è proprio sotto di noi che guarda la partita. Zoppi che abbatte Casteldaccia, attualmente in 10. Colpo di testa di Davide Prestigiacomo, super giovane in palla, fuori gioco di Prestigiacomo. Allora si va con il cambio, esce Abate, che già nella pratica è uscito. Al suo posto Fazio, allora cambia qualcosa dal punto di vista tattico, perché Fazio è un centrocampista. Fazio fa la mezzala come suggerito dallo stesso Pietro Tarantino in tribuna. Il pallone lungo di Calandra, con Pucci che si va a prendere la rimessa laterale consegnata a Camiolo. Sponda provata da Mocero,
Pallone bollente allontanato subito dalla super giovane. Raia, Calandra per Vincenzo Prestigiacomo. Mattia ha spampinato l'alza, da un'occhiata a Salvadori, chiude una rimessa, ma il Casteldaccia guadagna metri. Spampinato un po' con troppa fretta nell'effettuare il passaggio Vincenzo Prestigiacomo. Fa finire lo scorrimento di questo pallone. Allora rimessa super giovane che si prende un po' di respiro anche. Ronde, un po' troppo diretto a Mendia, ma resta lì la super giovane. Ronde verso la corsa, degli elementi offensivi della super giovane, ma niente da fare. Rimessa per il Casteldaccia, è corta, pallone su Sferruzza, ai vertici della classifica cannonieri di questo campionato assieme a Salvatore Cocimano del Gela. Entrambi sono a 15 gol in vetta. Il pallone non esce, lo salva Mattia Spampinato, adesso il passaggio di Arcoleo. Cross di Fazio, non c'è nessuno in area. Allora Campodonico può gestire tranquillamente. Tanto vi potremmo dire che in Serie A il gol di Lavardera lo avrebbero annullato perché ha il braccio avanti rispetto al corpo del proprio diretto avversario. Nel momento in cui è stato effettuato l'assist, quindi episodio da Moviola, l'1-0 della super giovane Castelbuono. Fazio non riesce, la sventagliata, prova il passaggio anche Arcoleo, non ce la fa a prenderla Lavardera. Per lui dicevamo gol numero 11 del suo campionato tra San Vitolo Capo e super giovane Castelbuono, con il San Vito ne aveva fatti 3 con la maglia della super giovane, salito dunque a 8. Soltanto uno di questi su calcio di rigore, proprio contro la sua ex squadra, il San Vito. Non segnava da 3 partite. Fallo in attacco del Casteldaccia. Pietro Tarantino dalla tribuna si lamenta con Arcoleo, volava da parte sua il passaggio di prima intenzione.
punizione. Super giovane. Lo sa, di prima gioca, lo sa! Dicevamo prima dei parziali che si sono sbloccati a Castelvetrano e a San Vitolo Capo. Il resto del programma offre Unitas Sciacca, Partinico Audace, San Giorgio Piana Parmonval, Oratorio Marineo Marsala, Athletic Palermo Don Carlo Misilmeri e Accademia Trapani Castellammare. Partite che oltre a Super Giovane Casteldaccia sono in programma tutte questo pomeriggio. Nessun anticipo nella giornata di ieri. Lascari che con questo gol che ha segnato a Castelvetrano ha praticamente riscritto le proprie chance di salvezza tramite i play-out. Occhio al cross di Prestiani raccolto da Calandra. Lascari che ha ridotto al momento le distanze con l'Oratorio Marineo a 4 punti, dato che l'Oratorio Marineo sta pareggiando al momento contro il Marsala, dunque 21 punti. Lascari che con questa vittoria momentanea sale a 17, ma pomeriggio lunghissimo, mancano 70 minuti in cui può cambiare il mondo. Pucci, cross basso, va a spazzare. La difesa della Super Giovane. Camiolo, rimessa in area, altro colpo di testa. La riprende Prestiani. Arriva però tutto a Raia. Calandra. Di testa Mané. Di testa aveva colpito anche Orozco. Il pallone rimane in mezzo alle linee. È rimessa per il Casteldaccia. Batte Mattia Spampinato che scambia con Arcoleo. La riprende la Super Giovane, giocata. Il pallone per Prestiani verso Ronde, probabilmente fuori gioco. Camiolo non la mantiene in campo l'ex San Giorgio Piana. Giochiamo di più, andiamo! Orozco inganna Mocciaro. Effettua il retropassaggio su Campodonico. Mané d'esterno verso Salvadori. Mendia. Salvadori. Cambio gioco. Allo stesso tempo un passaggio in profondità per Davide Presti Giacomo. Fermato da Camiolo. La Vardera la lascia lì. Recupera il Casteldaccia con Pucci. Si rialza adesso Davide Presti Giacomo. Il lancio di Camiolo verso Sferruzza. Anticipato da Vincenzo Mazzola. Adesso Marrone. Salvadori finta su Sheriff. Il passaggio non può trovare la Vardera che è rimasto lì nella sua mattonella. Passato in vantaggio anche l'Unitas Sciacca contro il Partinico Audace. Il gol di Erbini. Sciacca 1, Partinico Audace 0. Prova a girarsi Pucci in mezzo a due, la ruba a Marrone. Ronde di prima, serve però Arcoleo e allora il Casteldaccia va avanti con questa imbucata provata da Sheriff senza successo. Fuori gioco di Ronde. Punizione per il Casteldaccia. Sfida abbastanza equilibrata nella storia contro la Super Giovane Castelbuono. 3 vittorie a testa e un pareggio
in 7 sfide ufficiali, con il Castellaccia che ha trionfato nel girone d'andata per 2-0 grazie ai gol di Sferruzza e Moccero, tutti negli ultimi 5 minuti. Questo match è stato anche l'8avo di finale della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana della scorsa stagione, dove la Super Giovane passò il turno trionfando 3-0 all'andata, 0-0 al Fiorilli nel ritorno. Il Super Giovane che poi in Coppa arrivò fino in finale a perdere contro il Paternò 2-0 a Barcellona Pozzo di Gotto, stravolgendo comunque a prescindere tutti i pronostici. Si cercava Camiolo, non c'è il tiro, si coordina Sferruzza, attraversa ma tutto fermo. Arbitro che fischia una punizione dal limite. Dubbio sulla posizione del pallone al momento del fallo. Vantaggio Accademia Trapani contro il Castellammare, il gol di Bongiorno. Accademia 1, Castellammare 0. Siamo veramente al limite, quasi un calcio di rigore, ma un pochino più lontano. Opportunità Casteldaccia, c'è Fazio a voler calciare. Barriera a 5 per la Super Giovane Castelbuono. Parte Fazio potente sotto la traversa, precisissimo Giuseppe Fazio dalla panchina. 1-1, esultanza di rabbia per l'ex capitano dell'Ascari. Ha trovato il punto da centrare, ha pareggiato tutto. Chi sia fuori, guardaline! Ricky, non mollare, Ricky, continua! Dunque parità al Faila. Alla Vardera ha risposto Fazio su punizione diretta. Fallo veramente al limite. Sembra più dentro che fuori l'area il fallo. E quindi poteva trattarsi di un calcio di rigore. Lancio lungo, Ronde spinge, Raia. Tutto regolare, possesso ancora del Casteldaccia. Un fallo è stato di Mané sul petto dell'avversario, gamba tesa del portoghese. Qui lancio lungo a cercare Fazio, l'autore del gol. C'è anche il pareggio del Partinico Audace a Sciacca, il gol di Olaoye. Sciacca 1, Partinico Audace 1.
C'è il pareggio anche del Castellammare a Trapani contro l'Accademia, segnato Ba. Accademia Trapani 1, Castellammare 1. In vantaggio anche il San Giorgio Piana contro la Parmonval. San Giorgio 1, Parmonval 0. Tanti gol tra i vari campi di eccellenza A. Diciamo che in entrambe le occasioni in cui ci sono stati i gol, la Vardera in fuorigioco, il fallo che poi ha dato la punizione al Casteldaccia, che in realtà doveva essere calcio di rigore, con il gol segnato da Fazio ha un po' messo a posto le cose. C'è stata la compensazione. Fazio l'alza, colpo di testa di Sheriff, Sferruzza la tiene, poi rientra e riesce anche a servire Arcoleo. Adesso Mattia Spampinato, il cross in mezzo interessante, diretto però su Campodonico. Alla prima vera occasione il Casteldaccia ha saputo bucare la porta. Super giovane che non si vede da un po' dalle parti di Calandra. Un inizio a bomba con Ronde protagonista, poi il gol di Lavardera. Da lì il Casteldaccia è uscito. Qui Orosco non la mantiene in campo. La rimessa comunque è della Super Giovane, che l'ultimo tocco è stato di maglia gialla del Casteldaccia. 2 palloni in campo, il secondo viene messo fuori, lancio lungo, Ronde fermato da Vincenzo Prestigiacomo, poi Ronde non la può controllare. Manè. Orosco subito su Marrone. Lavardera, lavoro, spalla alla porta, poi apertura su Davide Prestigiacomo, il duello con Camiolo che si mette davanti e sbilancia il proprio avversario, rilancia il pallone proprio su di lui e si prende la rimessa. Mattia, vieni qua! Matti, stringi, non ti allargare! Stringi! Fai la copertura a Vincenzo! Camiolo, Sferruzza non la prende bene, ci pensa Pucci, dice Arcoleo, finisce giù, fallo di Prestiani. Mettici la firma e ci arriviamo, pallone. Anton, ce l'hai qua! Calandra. Di testa Vincenzo Mazzola, la prende Camiolo. Pucci. Raia, ancora Pucci, destro contro Marrone, c'è la punizione.
Raia. Calandra di nuovo con qualche metro in più, esce Campodonico. Bravo, bravo, Sceriffo, bravo. Nichi, allargati un po', Gianni. Marrone, apertura su Davide Prestigiacomo, adesso nel lancio lungo di Vincenzo Mazzola di testa Camiolo. Pucci a sbracciate con Prestiani, fallo, un altro del trequartista della Super Giovane. E punizione Casteldaccia, che sta prendendo sempre di più le chiavi della partita. Pucci dietro per Arcoleo. Camiolo disturbato, triangolazione del Castelbuono. Marrone, Davide Prestigiacomo scambia anche con Prestiani, il super giovane non esce da lì, adesso sì, per arrivare su Salvadori. Voleva farlo entrare Vittorietti a Castellammare, poi l'allenatore della Super Giovane ha deciso di non effettuare totalmente cambi, anche perché quella lì è stata una delle partite in cui la Super Giovane ha insistito fino all'ultimo nel voler conquistare la vittoria. Prestiani al volo, il servizio in mezzo, la Bardera si trova un po' dietro e allora raccoglie Calandra. Marrone in anticipo su Sheriff, si prende gli applausi del Failla, al possesso rimane di marca Granata, oggi maglia gialla. Arcoleo, fortunato, lancio lungo, Sferruzza vede il pallone arrivare, Mané davanti, la prende comunque Sferruzza, tutto regolare, poi fischia l'arbitro con Mané che è rimasto giù. C'è l'Athletic Palermo in vantaggio contro la Don Carlo Misilmeri, il gol di Salazar. Athletic 1, Don Carlo 0, ha raddoppiato il Gela a San Vitolo Capo con Vincenzi. Il primo gol è stato di Giuliano, San Vito 0, Gela 2. Altro campo dunque che vede segnare almeno una delle due squadre. Qui Vincenzo Mazzola mette il pallone fuori perché c'è un giocatore del Casteldaccia a terra, già Abate è dovuto uscire per infortunio. Non spera di prendersi lo stesso esito Pucci. Marrone, Vincenzo Mazzola dietro da Mané, Orosco profondo verso Mendia, Mattia Spampinato lascia dietro, si scontra con gli avversari Claudio Lavardera, poi finisce per commettere fallo su Arcoleo.
Allora, punizione. Battuta da Vincenzo Prestigiacomo. Passaggio troppo lungo per Fazio, direttamente fuori. Causato dalla deviazione. Mattia Spampinato alla battuta. Di testa Marrone, poi Ronde, pallone per Sheriff, ribattuto, si torna da Mattia Spampinato. Fallo qui. Anche la super giovane si prende un calcio di punizione. Già battuto. Salvadori. Vincenzo Mazzola. Davide Prestigiacomo per Marrone. Lavardera. Largo da Orozco. Adesso in fascia da Mendia. Finta il cross, vuole superare Mattia Spampinato. Non ci riesce. Allora riparte. Grazie anche all'aiuto di Prestiani che si è allargato. Adesso prova a scambiare con lo stesso Orozco. Pallone esce. Se tu li aspetti, loro giocano, ci mettono in mezzo. Entra dentro il campo, Nuovo pallone di Orozco. Lavardera. Entrata regolare da parte di Pucci, che passa su Sheriff di prima Camiolo. C'è Vincenzo Mazzola di testa. Sheriff, pallone che non può fare altri metri. Allora Pucci lo recupera. Sferruzza è esaurito. Il passaggio su di lui, si dispera Tarantino per questa azione che non si è concretizzata. Colpo di testa, nuovo pallone per il Casteldaccia. Posizione favorevole per Mocciaro. Fuori di poco. Sembrava un'azione persa. Alla fine la ripresa Mocciaro. Che surprise! Mendia. Salvadori. Orozco subisce la spinta da dietro di Fazio. Si continua. Marrone sbaglia il servizio. È per Pucci che fa correre il Casteldaccia. Scambia con Mocero. Mané. Ancora Mocero. Sferruzza dal limite. Vuole la punizione. Non la conquista. Ancora Mané. Decide di infilarsi Mocciaro senza fallo. Evita il contrasto di Lavardera. Poi allarga su Sheriff. Arcoleo. Avanza. Intervento di Prestiani. Il fallo è di Arcoleo. Punizione super giovane. Sembrava essere al contrario. Mané per Salvadori. Pallone sulla Lavardera, posizione regolare, si gira, la riesce a gestire in maniera regolare. Cross di Davide Prestigiacomo, si mette lì Camiolo.
Marrone prova a scambiare con Davide Prestigiacomo che la prende comunque, cross in mezzo, Ronde si invola e fallo su Vincenzo Prestigiacomo. Seconda parte di primo tempo che sta avendo poco da raccontare. C'è stata l'occasione per Mocero, quella della possibile rimonta, anche se c'è un secondo tempo intero a disposizione. Sferruzza arriva, anche Fazio, c'è il calcio di rigore, stavolta sì, e se lo conquista Giuseppe Fazio, colui che l'ha pareggiata, colui che è entrato dalla panchina in questo primo tempo, e c'è la protesta di Vittorietti verso l'arbitro a distanza, uscito dalla propria area tecnica. Calcio di rigore per il Casteldaccia quando siamo al 45esimo. Un impatto sulla partita straordinario per Fazio, che adesso potrebbe avere la chance della doppietta, anche se il pallone ce l'ha in mano Giovanni Sferruzza, che come contro la Folgore Castelvetrano andrà a calciare lui per superare Cocimano in vetta alla classifica marcatori. Pietro Tarantino si siede, va Sferruzza contro Campodonico, Sferruzza raso terra per la rimonta del Casteldaccia, 16 in campionato e vetta momentanea della classifica marcatori 2-1. Questa potrebbe essere una botta seria per la super giovane, vicinissimi al rientro negli spogliatoi. Il gol di Sferruzza su calcio di rigore. Casteldaccia che si è preso un po' ciò che aveva un po' perso dal punto di vista delle decisioni arbitrali, che la super giovane si prende un calcio di punizione. Siamo dentro il tempo di recupero, vedremo fino a quanto si giocherà. C'è Orosco alla battuta, tutti al limite, parte Orosco, Sferruzza di testa, l'autore proprio dell'1-2 di poco fa. Sheriff non la vede più, il lancio verso Ronde in fuorigioco. Battuta corta di Calandra, non poteva essere altrimenti per non andare di fretta quando non ce n'è bisogno, almeno per quel che resta di questi primi 45 più recupero. Qui Calandra è costretto a mandarla via il più lontano possibile. C'è anche il fattore fortuna per il Casteldaccia con Fazio che lancia Sferruzza, chiuso da Manè.
rimessa per il Casteldaccia. Questo era il desiderio, poi è stata fischiata punizione. Qui la fine del primo tempo, Casteldaccia l'ha ribaltata 2-1. C'è stato il gol di Lavardera al 7° minuto sul filo del fuorigioco, più oltre che dentro. Poi la rimonta di Fazio al 26esimo e il rigore trasformato da Sferruzza al 45esimo. Casteldaccia che è stato padrone dopo aver subito il gol di Lavardera. Anche Mocero ha rischiato di segnare il gol dell'1-2, ci ha pensato Fazio a conquistare quel rigore per poi farlo trasformare a Sferruzza. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo, sempre live dal Failla. Sfida da dentro o fuori, al Palacus di Palermo si affrontano il CUS Palermo e il Barcellona Futsal, una gara tra due squadre che stanno in coda alla classifica, 3 punti in più alla vigilia per gli ospiti rispetto ai palermitani. È una gara che dunque si rivela cruciale per il destino di entrambe le squadre in zona play-out. Parte forte il CUS, come vediamo dalle immagini prodotte da Andrea Germano. C'è subito l'intervento da parte di Calderone, poi da una rimessa laterale, ottima conclusione mancina da parte di Leto in spaccata, e bravo l'estremo difensore ospite. Poi all'improvviso una giocata sulla sinistra estemporanea da parte del Barcellona porta alla conclusione vincente e al gol dello 0-1 Adrián Eduardo Sánchez, che batte lo Piparo con l'apertura del piattone destro, e 0-1 al Palacus. Ma la squadra di casa, la squadra giallorossa, reagisce subito. Leto mette in mezzo il pallone e c'è la deviazione maldestra che porta all'autogol, che porta all'1-1. Esulta Leto alla Usain Bolt, era lì pronto in agguato Moncada per andare a correggere, ma non mancherà tempo al laterale, all'universale del CUS Palermo per farsi trovare pronto qui sull'assist e con la palla che finisce in fondo al sacco. E 2-1 CUS che ribalta il risultato. Qui buona la giocata da parte di Fuschi, che ha fatto da sponda per il suo compagno di squadra. Ancora insiste il CUS Palermo con questa avanzata da parte di Cutrona, che va a scagliare il sinistro, che si perde alto sopra la traversa. Ma ancora una volta l'azione fotocopia di prima, ed è ancora Sánchez con l'apertura del piattone a battere nuovamente lo Piparo, che questa volta ci mette le mani, ma non basta. È un primo tempo pirotecnico al Palacus, è 2-2, ma il risultato cambia di nuovo subito. Qui la giocata di Dell'Aria che la sposta sul sinistro, la palla per Cutrona, che si fa trovare pronto sul secondo palo, la mette di giustezza alle spalle di Calderone, e di nuovo avanti il CUS Palermo con l'ex giocatore di Partinico Audace Palermo Calcio a 5 e 3M. Poi occhio però, perché cerca subito di ripartire il Barcellona con questa giocata, e qui se lo divorano. Il gol del 3 pari con Venuto che interviene in qualche modo sulla spaccata di La Torre. Qui ancora La Torre che cerca di giocare fronte alla porta, ci mette la manona lo Piparo per mettere la palla in calcio d'angolo. Poi bellissima uscita da parte del CUS Palermo sulla pressione del Barcellona, e allora Guarino con la sua lata a saltare Calderone e col tocco di giustezza a porta vuota. 4-2 per il CUS Palermo, il cuore del capitano, il cuore di Mirko Guarino a cercare di risollevare le sorti del CUS Palermo. Qui con le immagini siamo alla ripresa, perché La Torre e Caparbio recupera un buon pallone, e poi questa volta la spaccata è vincente e la palla del 4-3 e la rete di Claudio La Torre, del vice capitano del Barcellona, che cerca di riavvicinarsi nel punteggio. CUS che allora cerca di ripartire, di tenere lontani gli avversari, ma qui una brutta palla persa. Sánchez va dentro e c'è il palo clamoroso da parte di Venuto, ad un passo addirittura dal pareggio. Il Barcellona dall'altra parte ci prova ancora il CUS Palermo con Moncada, la palla deviata e poi messa fuori. Pressa bene nell'uscita palla degli avversari la squadra di Isgoro, che ancora con Moncada sfiora il gol, e poi la conclusione di Guarino finisce fuori. Gioca una buonissima partita il CUS Palermo, che però qui perde una brutta palla con Letto. Allora ancora Sánchez chiama i riflessi di Cicciolo Piparo, che
tiene a galla i suoi, poi su un'azione, su una rimessa, su un tentativo tra i più classici di perdere tempo lontano dalla propria area, dalla propria metà campo, c'è ancora un tentativo da parte del Cus, la palla in qualche modo arriva a Ciccio Moncada per la rete del 5-3, per la rete della doppietta, per la rete del primo +2 di questo secondo tempo, quello fondamentale perché consente al Cus Palermo di chiudere la partita con la vittoria, con 3 punti. Torna al successo la squadra di Sgro che aggancia in classifica proprio gli ospiti, proprio il Barcellona, 10 punti per i palermitani. Oggi una partita non importante, di più importantissima. Siamo qui con Filippo Leto che ci ha raggiunto nella zona interviste. Raccontaci la tua partita e soprattutto l'importanza di questi 3 punti. Oggi è stata una partita forse una delle più brutte che abbiamo fatto, confronto alle ultime partite, però l'importante oggi era vincere. Anche se magari giochi male e vinci, molte volte è meglio di giocare bene e perdere, come è successo nelle partite passate. Era molto importante vincere oggi perché agganciavamo loro stessi in Barcellona e niente, cerchiamo di almeno arrivare all'obiettivo di fare i play-out e provare a farli dentro casa. Assolutamente, oggi era importante perché era uno scontro diretto, adesso vi trovate terzultimi, però questa partita anche da un punto di vista morale vi può aiutare tanto. Sì, come dicevo poco fa, l'importante era vincere, soprattutto per il morale, perché venivamo da un po' di partite giocate bene con squadre che lottano per vincere e sono arrivati solo risultati negativi. Oggi magari giocato un po' male, sono arrivati finalmente questi 3 punti che comunque ci servono per tirare su il morale. Assolutamente. Prossimi impegni, due partite abbastanza toste, però darete il tutto per tutto per... Sì, la prossima riposiamo, si ferma il campionato, poi c'è l'Alcam, che è anche l'altra pretendente per agganciare questi play-out. E niente. Ora cercheremo di allenarci bene queste settimane e cerchiamo di portare a casa più punti possibili. Gianmario Fuschi è arrivato anche lui in zona interviste, lo accogliamo e gli facciamo anche qualche domanda. È terminata Cus Palermo contro Barcellona, è un gol che arriva, una vittoria che arriva molto sofferta, quell'ultimo gol, il gol del 5-3, è molto importante nei minuti finali perché Guarino la tiene lì vicino al calcio d'angolo, vicino alla bandierina, poi serve il compagno e timbrate l'ultimo gol di questa partita, però quello più importante, fondamentalmente, che vi fa stare un po' più sereni nel finale di gara. Buonasera a tutti, intanto grazie. Sapevamo l'importanza di questa partita e questa settimana abbiamo lavorato cercando di vincerla in qualsiasi modo, come diceva il mio compagno Fifetti, noi chiamiamo Fifetti, ed è importante vincerla e il gol di Mirko arriva l'ultimo in modo che mette sigillo a questa vittoria. Sicuramente è importante per noi. Assolutamente, una bella partita, forse un primo tempo giocato con ritmi un pochettino più alti, forse un secondo tempo invece dove sono placati i ritmi è mancato forse un pizzico di intensità che vi avrebbe permesso di congelare forse la partita prima, anche se, come abbiamo detto, era una partita importante, quindi dove i nervi erano molto saldi perché diciamo che era uno scontro diretto, quindi anche il fattore campo, il fattore emozione può aver inciso tanto in questa partita. È una cosa che ci portiamo, credo, da un paio di mesi. Cioè, entriamo nel secondo tempo, entriamo un pochettino scarichi e questa cosa la paghiamo. Alcune volte bisogna entrare un po' più con grinta e con tanto cuore e magari il secondo tempo lo fai magari migliore del primo. Invece certe volte entriamo un po' mollacchi, non dico io, e quindi magari poi viene tutto un po' in salita. Ma alla fine poi ce l'abbiamo fatta ed è importante per la prospettiva in futuro di cercare di fare i più Assolutamente, poi come diciamo adesso c'è la sosta, quindi avete forse quella settimana in più per quelle forze fresche che vi possono aiutare, poi darete il tutto per tutto all in per queste 2 ultime partite di stagione in cui vi giocate praticamente la salvezza in Serie B, con ovviamente l'augurio che il prossimo anno si faccia ancora meglio rispetto a questo. Mi auguro le ultime parole che il prossimo anno restiamo in questa categoria, ci proveremo fino all'ultimo. Ora metteremo un po' di carica, visto che c'è questa sosta, e poi affronteremo partita per partita, cercando di fare il meglio possibile per poter salvare
cioè questo plus da questa categoria. Ce la metteremo sempre fino all'ultimo secondo dell'ultima partita, sia perché ancora la matematica non ci dà per, diciamo, definitivamente spacciate, e anche perché è corretto e giusto giocare le gare, perché insomma anche per una questione di rispetto del calcio, il rispetto dello sport, il rispetto del campionato e di tutte le altre squadre. Sono contento, oggi una prestazione maschia. La partita l'abbiamo giocata prevalentemente noi, loro un'ottima squadra, una buona squadra, con fisicità, con tecnica. Non tutte le squadre possono avere un Garufo a centrocampo, ottimo giocatore ovviamente che conosciamo tutti, ma io sono contento soprattutto innanzitutto per il mister. Mi consenta proprio una parola per il mister, che è una grande persona, una persona competente di calcio, e se siamo arrivati a questo punto, diciamo, è grazie a lui, perché riusciamo a mettere in campo, nonostante oggi altre due assenze, però un equilibrio lo abbiamo sempre, la voglia, la grinta, il non arrendersi, ecco, non ci siamo arresi e non ci arrenderemo. E proprio da un punto di vista della matematica si riduce il gap dalla penultima Oratorio Marineo, nuovamente portandosi a 6 i punti. Sì, portiamo a 6 punti, sono tanti. Ora domenica andiamo ad affrontare un'altra battaglia, in quella di Castelvetrano, consci di questa vittoria, delle nostre possibilità, delle nostre come dire, condizioni di salute, condizioni tecniche, ce la giocheremo a viso aperto. E poi quello, tiriamo le somme, tiriamo la rete e vediamo quello che poi alla fine riusciamo a tirare fuori. Vai ragazzi! È iniziato il secondo tempo di Supergiovane Castelbuono-Casteldaccia, 27esima giornata del girone A di eccellenza siciliana. 2-1 Casteldaccia in rimonta, quando il Supergiovane era passato in vantaggio al settimo con la Vardera, poi la rimonta con Faccio al 26esimo su calcio di punizione e Sferruzza al 45esimo su calcio di rigore. La Supergiovane va al cross in mezzo con Mendia, blocca tutto Calandra. Supergiovane che era partita forte, poi nel momento in cui ha segnato Casteldaccia è venuto fuori. Per quanto riguarda i risultati degli altri campi, dicevamo del vantaggio del Lascari a Castelvetrano contro la Folgore, il gol di Orarà sul calcio di rigore, partita ancora sul risultato di 0-1 per il Lascari. Invece ha raddoppiato il San Giorgio Piana contro la Parmonval, 2-0 di Pane Bianco, dunque Piana 2, Parmonval 0. Partita inoltre che ha subito un quarto d'ora di ritardo. Per quanto riguarda gli altri parziali è ancora 1-1 tra Unitas Sciacca e Partinico Dace. Athletic Palermo avanti solo Don Carlo Misilmeri 1-0. Così come il Gela vince a San Vitolo Capo 2-0. 1-1 tra Accademia Trapani e Castellammare. Nessuna novità da Marineo tra Oratorio e Marsala.
super giovane che sembra aver approcciato bene la ripresa. Qui un altro pallone si perde sul fondo. Un cambio nel primo tempo, è entrato Fazio al posto di Abate che è uscito per infortunio. Fazio che si è andato a prendere il calcio di punizione veramente al limite, sembrava dentro l'area il fallo, ma da valutare la prospettiva dall'alto, cosa impossibile dato che non ci sono riprese a disposizione. E poi si è andato a conquistare il calcio di rigore poi trasformato da Sferruzza, mentre il gol di Lavardera sembra essere in fuorigioco con il braccio di Lavardera oltre la linea dell'ultimo difensore. Diciamo che l'1-0 e l'1-1 hanno avuto la compensazione come elemento in comune. Per il resto nessuna variazione con la super giovane Castelbuono che è in campo con il 3-4-1-2, Campodonico in porta, Vincenzo Mazzola, Manè e Salvadori in difesa, a centrocampo Davide Presti, Giacomo, Marrone, Orosco e Mendia, Prestiani dietro Ronde e Lavardera. In panchina a disposizione man mano per la porta, poi Coppa, Presti Giovanni, Genovese, Cotugno, Cangelosi, Villetta e Cicero. Risponde il Casteldaccia con il 4-3-3 di Pietro Tarantino squalificato. In panchina c'è Cosimo Di Salvo, Calandra in porta, in difesa Mattia Spampinato, Raia, Vincenzo Presti, Giacomo e Abate. A centrocampo Sheriff, Arcoleo e Pucci. In attacco Camiolo, Mocero e Sferruzza, con Fazio, come dicevamo, che ha preso il posto di Abate. In panchina Mazzola per la porta, poi Provenza, Palmeri, Gambino, Consigliere, D'Amico, Fuschi e Messina. C'è stato un cartellino giallo per Orosco, il primo della partita, trattenuta su Sferruzza che si è rialzato. Dunque cartellino giallo in casa super giovane. Fai il play, fagli fare la mezzala a lui. Fai il play tu, fai il play tu. Ora ti cambio. Sferruzza fino in fondo, prova il cross deviato. No, perché è rimesso dal fondo per Campodonico. Cambio tattico nella Casteldaccia con Pucci a fare da mediano. Arcoleo spostato a mezzala. Mendia, lancio profondo, Raia spazza. Adesso Salvadori, passaggio corto per Marrone, non arriva, Sferruzza la mette giù. Tacco, c'è Salvadori. Il pallone è uscito e allora rimessa laterale per il Casteldaccia con Mattia Spampinato. Di testa Mocero. Non ci crede Sferruzza e allora riparte Manè. Orosco. Intervento di Fazio. Si continua. Prestiani subito di testa, Camiolo mette fuori, non ci arriva Sheriff. Rimessa super giovane
che vuole ritornare, quella dei primi 10 minuti. Sheriff suola dietro, adesso Pucci mette fuori con la rimessa per la Super Giovane. 3-0 del Gela a San Vitolo Capo. Dunque San Vitolo Capo 0, Gela 3. Arrivano aggiornamenti anche da Marineo, dove l'Oratorio è passato in vantaggio contro il Marsala 1-0 grazie al gol di Mondino. Dunque Oratorio Marineo 1, Marsala 0. Pallone impreciso per Fazio. Adesso Prestiani cerca la Vardera di testa, Vincenzo Prestigiacomo la fa rimanere lì. La Vardera a sua volta non corre per riprendersela, e allora Fazio per Sperruzza che supera Mané. Sperruzza entra in area, passaggio dietro, il tocco di Marrone, stava arrivando Fazio, anticipato da Vincenzo Mazzola. La riprende Pucci, Arcoleo. Aspetta, Giova, Ancora Saul Pucci. Lo scambio con Arcoleo, si scontra con Prestiani, poi Vincenzo Prestigiacomo che trova Sheriff che si gira molto bene. Avanza Sheriff, l'intervento regolare da parte di Davide Prestigiacomo. Il 3-0 del Gela è stato segnato da Agudiak. Fallo, no, di Lavardera. E allora continua la Super Giovane con un giocatore del Casteldacce che è rimasto giù. Adesso l'arbitro ferma il gioco sotto le proteste del Failla. Si rialza Arcoleo. Poi parlano Vincenzo Prestigiacomo e Marrone. Fazio continua ad avere il pallone in mano. Confronto arbitro assistente. Possesso consegnato alla Super Giovane con Salvadori che torna dietro da Mané. Salvadori, pallone lungo. Il rilancio di Vincenzo Prestigiacomo. Prova nel tacco sia Salvadori che Mocero. Orozco fermato da Fazio. Si è interessato soltanto dell'avversario il gol del Castellammare a Trapani contro l'Accademia di Musso. Accademia Trapani 1, Castellammare 2. Dunque ha rimontato anche il Castellammare oltre che al Casteldaccia. La propria situazione da svantaggio. Prestiani, Ronde, il pallone non passa, Ronde se la stava facendo con la fortuna, poi Arcoleo, Mocero, si fa vedere Sheriff che riceve, c'è Sferruzza, prova ad allungarsi, la stava andando, adesso Mané. Prestiani, scivolata di Sheriff rischiosa sulle gambe dell'avversario, un po' in ritardo. Marrone chiede palla Mendia, la riceve. Orozco. Mané decide di andare con velocità, allarga tutto, questa era l'intenzione. Il pallone verso Prestiani, adesso la rimessa laterale, la Super Giovane non ci sta, Ronde perde palla. Allora recupera il Casteldaccio con questo lancio lungo, fuori portata per Sferruzza. Voleva trovarlo Mocero. Vieni qua, Giovanni, vieni qua.
Orozco, pallone morbido verso la zona di Mendia, ferma tutto Mattia Spampinato, altro lancio lungo, Mané contro Sferruzza, alla meglio Sferruzza, ma non può andare verso la porta di Campodonico, addirittura si avvicina alla bandierina, prova il cross, ce l'ha respinto, ottiene quello che ha pensato in anticipo, ovvero la rimessa laterale per far salire i suoi. Batte Mattia Spampinato. Voleva ricevere corto Pucci, invece no, rimessa lunga. Dritto verso la testa di Fazio. Non la prende in maniera perfetta la Vardera. Allarga per Ronde. Rimane dietro il pallone. Davide Prestigiacomo verso la Vardera. Sponda imprecisa per Prestianni, che poi combatte assieme ad Arcoleo. Stava effettuando la girata, non la completa. E allora Mendia guarda in mezzo, cross sporcato da Mattia Spampinato. Chiude Raia in angolo. Battuto corto. Prestianni, pallone sul secondo palo. C'era Ronde prontissimo ancora. Mattia Spampinato a fermare la super giovane. Qui Vincenzo Prestigiacomo trova il tocco avversario, rimessa Casteldaccia. C'è un cambio per la super giovane Castelbuono, entra Cotugno, rinforzo offensivo, esce Salvadori, non particolarmente in evidenza, in posizione di difensore sul centro-sinistra. Dentro Marco Cotugno. Mendia. Si fa vedere proprio Cotugno, riceve adesso l'ex finale ostacolato da Fazio. Lancio verso Ronde, colpo di testa in aria, non c'è nessuno, spazza Raia. Ancora la super giovane, stavolta a destra, dove c'è Davide Prestigiacomo in anticipo, rischiando contro Sheriff. Ronde libero da effettuare il cross. Occhio al tiro di Mendia su Mattia Spampinato. C'era una mezza rovesciata incoming dentro l'area, il pallone però non è arrivato. Poi il tiro c'è stato comunque, ma ribattuto. Vai! Fazio verso Sferruzza sul filo del fuorigioco, c'è l'assistente arbitrale. Marrone, Prestianni, apertura su Ronde, controllo regolare. Allora la super giovane gira. Marrone, Prestianni sullo stretto in mezzo a tre, poi perde tutto. E allora Fazio, Sferruzza guarda la corsa di Moccero che sale anche Sheriff a sinistra. Sferruzza si leva di dosso gli avversari, poi scarica il sinistro, fuori. Questa ripresa si sta vedendo un po' la voglia della super giovane Castelbuono per conquistare le possibilità di poter riprendere questa partita, che si era messa in binari assolutamente favorevoli nei primi 10 minuti. Poi la rimonta del Casteldaccia, andando incontro anche a decisioni arbitrali che si sono compensate tra di loro.
A terra Raya, dopo che è stato fischiato un fallo con la punizione a favore della super giovane. Orozco per Mendia. Marrone. Intervento di Pucci, regolare per l'arbitro. E allora Fazio non riesce ad allargare per Mocero. Intervento sul pallone. Si continua a giocare con Fazio a terra. Orozco. Casteldaccio nella pratica in 10. Adesso Mané prova ad aiutare Fazio. Fazio rifiuta l'aiuto di Mané per rialzarlo da terra. E nuovo possesso per il Casteldaccia con il passaggio di Pucci che riesce. Mocero. Trattenuto da Cotugno. Anche in questo caso si va avanti. Lancio di Orozco. Corre Ronde. 2 contro 3, prova il traversone in mezzo Ronde, c'è Vincenzo Prestigiacomo, si prende il calcio d'angolo, il giocatore della super giovane. 3-1 Castellammare a Trapani con l'Accademia, il gol è di Tarantino. Accademia 1 ovviamente, Castellammare 3. Angolo super giovane, batte Orozco. La traiettoria sul secondo palo di testa, Vincenzo Mazzola non c'entra la porta. Totalmente da un'altra parte il pallone. Mané. Nuovo cross, Raya di testa. Spazio per il Casteldaccia, ma la difesa della super giovane c'è comunque. 3 contro 4, sale Sheriff. C'è largo Sferruzza, fermato, senza fallo. Arbitro che lascia giocare, arbitraggio a sua volta molto l'inglese. Poi scontro con Pucci e Orozco. Orozco reagisce a parole, i due si allontanano, si continua a giocare nel frattempo. Ronde guarda l'area, in mezzo Raya per Calandra. Mané per Davide Prestigiacomo, scambia con Marrone, pallone in mezzo al campo, non può prenderlo Orozco, e allora il Casteldaccia ha un po' di spazio, a sua volta Mocero non ne approfitta. Errori da una parte e dall'altra. Partita che si alza di intensità anche dal punto di vista nervoso, colpo con la mano di Ronde, punizione per il Casteldaccia. A bordo campo pochi movimenti, praticamente nessuno che si riscalda per eventuali mosse dalla panchina. Mendia riesce a passarla per Orozco che di prima va da Ronde, troppo lungo il passaggio però. Un po' di proteste dalla panchina della super giovane Castelbuono. Volata qualche parola di troppo.
Casteldaccia vorrebbe chiuderla. Fazio va giù con la testa, anche con il rischio di prendersi il fallo. Per l'arbitro non c'è nulla. Lancio lungo, la segue la Vardera, se la sistema, poi va al tiro, traversa, incredibile. Sembrava finita per la Vardera, alla fine ha avuto anche il deficit dell'avversario che non è riuscito a controllarla, ha calciato, ha scheggiato la traversa. Tutto questo dopo la caduta di Fazio, l'ennesima della sua partita. Fazio rifiuta di rialzarsi, poi il confronto con Mendia, c'è anche Prestiani lì assieme a Marrone. Campodonico lamenta la perdita di tempo dell'avversario, si rialza adesso Fazio. L'arbitro dice a Calandra di tornare nella sua area di rigore. L'abbraccio con Mendia da parte di Fazio. Tutto reiterato. Orozco, lancio fine a se stesso quando mancano 20 minuti alla fine. Peppe, stai vicino a loro. Il rinvio di Calandra, di testa la prende Vincenzo Mazzola, adesso Pucci, spalle alla porta, Mocero, arriva un pallone a Campodonico, nella mischia la Vardera la prende con la nuca, è un passaggio per Cotugno, fallo no di Arcoleo, si scontra quest'ultimo con Prestiani, la riprende il Casteldaccia. Controllo regolare di Mendia. Sciacca in 10, espulso Fricano. È sempre 1-1 tra l'Unitas e il Partinico Dace. Raya, profondo, Mané di testa, la riprende Sheriff che se la porta a sinistra. Si ferma contro Marrone, è sempre sua, non si prende la rimessa laterale. Sheriff era convinto di averla conquistata. È del Castelbuono. C'è un altro cartellino rosso, stavolta a Castelvetrano per la Folgore, espulso Bertoglio. Lascari sempre in vantaggio 1-0. Mané, Orozco, pallone su Vincenzo Mazzola. 2-0 Athletic Palermo sulla Don Carlo Misilmeri, il gol di Nicoli. Athletic 2, Don Carlo 0. Orozco, lancio lungo da fermo verso la Vardera, controllo, nel frattempo scivola Mattia Spampinato, la Vardera va da Orozco, si è mosso Mendia, passaggio col mancino da esterno, non funziona. Mocero insiste contro due avversari nelle vicinanze, se l'allunga Mocero, Mané davanti a lui, ultimo tocco suo, sa di averla toccata per ultimo e la mette fuori.
Mattia spampinato alla rimessa laterale, rimessa lunga, prova a coordinarsi Fazio Scerif, 3-1, secondo di fila, il gol del Casteldaccia che praticamente chiude il match con Youssef Scherif. E protesta la curva del Failla, dato che Scherif si è tolto la maglia proprio sotto il settore più caldo dello stadio di Castelbuono. È pronto il giallo per lui. Eccolo qui il giallo per Scherif, 3-1 Casteldaccia. Ci sono delle proteste a bordo campo. Cambi in vista. Mischia, occhio che vola qualche mano, qualche pugno. C'è un addetto del servizio d'ordine che non è particolarmente contento, viene allontanato dalle riserve del Castelbuono, si accende clima non felice. Tutti che tornano al proprio posto più o meno. Entrerà D'Amico del Casteldaccia. Protagonista Raia nella mischia del Casteldaccia. Adesso si è allontanato. Occhio che volano nuove parole. Coinvolto il vice allenatore del Casteldaccia Cosimo Di Salvo. Arbitro che cerca di mettere le cose a posto. A dialogo anche Vincenzo Prestigiacomo con coloro che sono oltre le grate. C'è un cartellino giallo per quel membro del servizio d'ordine che in seguito ha lanciato dell'acqua verso l'arbitro e adesso si prende il rosso. Brutto gesto. Abbastanza triste. Potremmo aggiungere liberamente. Adesso Vincenzo Prestigiacomo parla con anni abbastanza tesi con Prestiani. C'è un dialogo a distanza con il direttore sportivo della Super Giovane Castelbuono, Ivano Vetere. Animi che si sono calmati. Tutto questo dopo il gol del 3-1 del Casteldaccia segnato da Scherif
Si riprende a giocare. Oh, calma! Siamo calmi! 4-1 del Castellammare a Trapani, doppietta per Ba, dunque Accademia Trapani 1, Castellammare 4. Super giovane in difficoltà prima, adesso potrebbe esserlo ancora di più. Tutto lo diranno i prossimi 15 più recupero minuti. Lavora tutte, lavora tutte! Sigiola, sigiola! Vieni per te, esci per! Occhio la palla in testa! Bravo te, bravo te! Occhio, dammelo qua! Dammelo qua! Occhio che cambia gioco, beh! Sì, so! Giova, centrale, stai, Giova! Vai qua, bravo! Prestiani in mezzo a due, vince il rimpallo, chiusura di Camiolo. Pallone ancora in mezzo, allontana Raia, Orosco, Marrone, pallone profondo, serie di rimbalzi, salta la Vardera, ce la fa prendere di testa, pallone per il prolungamento, largo, la prende Calandra. Cercato Cotugno. Rimessa Casteldaccia. Prova a scambiare con Moccero, la riprende Mendia, c'è ancora Mattia Spampinato lì, rilancia Orosco, la Vardera, sponda per Prestiani, in mezzo a due se la cava, il pallone su Davide Prestigiacomo, lungo la fascia per Ronde, sprinta Ronde, pallone dentro per Prestiani, calcia male. Non c'è il tiro di Prestiani, occasione sprecata dalla super giovane. Facci, Giovanni! È dietro! C'è il pareggio della Folgore Castelvetrano contro il Lascari. Folgore 1, Lascari 1, Ronde di testa in mezzo, Prestiani appoggia in porta, 3-2. La super giovane ci crede ancora, il gol di Thomas Prestiani che poco fa se lo era mangiato. Adesso fa sperare il Failla, esultando con la curva. 3-2.
E adesso i regali possono costare caro. Sale Cotugno in area, passaggio corto in mezzo, primo palo c'è la Lavardera con Mendia al tiro, è ancora viva Marrone, calcia da fuori con il destro, respinge la Casteldaccia. Sferruzza, ultime fatiche per il Casteldaccia, fermato da Vincenzo Mazzola, ammonizione per lui. Ha accorciato anche il San Vito Lo Capo contro il Gela, il gol di Presti Giacomo, San Vito 1, Gela 3. Punizione per il Casteldaccia. C'è il tiro di Fazio in curva. Super giovane che ha preso fiducia dopo questo gol, segnato da Prestiani. Lavardera, Orozco, largo per Mendia che non la controlla. Sferruzza a terra, sfinito. Si chiede il cambio per Giovanni Sferruzza. Super giovane che ha effettuato un cambio. L'ingresso di Billetta. Alessio! Al posto di Mendia. Cambio nel Casteldaccia con Sferruzza che si prende tutti i secondi possibili. Al suo posto Fuschi al rientro dopo l'infortunio, che gli ha costretto di saltare la sfida contro la Folgore di una settimana fa. Lui uscito per infortunio contro l'Athletic Palermo. Sfida in cui il Casteldaccia ha sfilato l'impresa. Apertura di Prestiani, quasi a trovare Lavardera. Adesso ancora Prestiani, il tiro da fuori, Calandra, super! Grande parata di Antonino Calandra. E calcio d'angolo per la super giovane,
che continua ad attaccare, a volere il gol del 3-3. La traiettoria in mezzo di Prestianni, di testa Vincenzo Prestigiacomo, anche Camiolo. Prestigiacomo stavolta anticipato da Vincenzo Mazzola, Mané vuole il pallone, non lo conquista. La protezione del capitano del Casteldaccia. Davide Prestigiacomo, nuovo cross, c'è l'intercetto di Fazio, prova il tunnel, ma Davide Prestigiacomo è fondamentale. Marrone, di controbalzo, la Vardera al limite, Mattia Spampinato da terra, fa il suo compito, Marrone evita la scivolata di Pucci, poi allarga su Vincenzo Mazzola, lascia dietro a Marrone, cross di testa, Vincenzo Prestigiacomo si invola, e allora Mocero è solissimo, ce ne sono 5 di avversari attorno a lui, ma lui resiste, si allarga il nuovo entrato Fuschi, si gira a contrasto anche con Villetta, si prende la punizione Danny Mocero. Metà squadra da entrambe le parti ad interessarsi di questa punizione per proteggere l'eventuale ripartenza della super giovane. Alla battuta c'è Salpucci, siamo dentro il tempo di recupero, 9 di recupero al Failla. Dunque ne avremo ancora per molto, soprattutto la super giovane avrà tutto questo tempo per poterla riprendere. La Vardera protegge, Mattia Spampinato commette fallo e punizione. Tanto è arrivato il dato spettatori dall'assistenza di produzione, i presenti al Failla oggi sono 300, tondi. Punizione, Prestianni in mezzo di testa, riesce ad allontanare Raia, poi Orosco si prende la rimessa per la super giovane. Primo minuto di recupero esaurito. Villetta verso la Vardera, di testa Mattia Spampinato, occhio a Cotugno e fallo in attacco. Cambio nel Casteldaccia. Entra Consigliere, esce Arcoleo. Accorcia la Parmonval, appiana degli albanesi il gol di Zerbo. San Giorgio 2, Parmonval 1. Di testa Fazio, anche Mané, pallone dietro, esce Campodonico.
Vincenzo Mazzola prova il lancio lungo, deviato, la prende Camiolo, un po' così, pallone che rimane al limite, Pucci di testa, ci prova anche Fazio ad allontanarla, adesso Orosco, pallone dentro, Calandra, prima di Cotugno, quarto di recupero, sui 9 concessi da Ciorba di Perugia. Rimonta la Folgore Castelvetrano su calcio di rigore, il gol di Pisciotta, Folgore 2, Lascari 1. Rimessa adesso per il Casteldaccia con Mattia Spampinato. Ma niente da fare, Sciacca in 9 uomini, espulso anche Di Mercurio oltre a Africano in precedenza, parziale che rimane sull'1-1 al Gurrera. Qui Orosco lancia lungo, la Bardera commette fallo su Vincenzo Prestigiacomo. Punizione per il Casteldaccia. Pallone verso Mocero, approfitta del rimbalzo, mette in mezzo, non c'è però Fazio disponibile, allora la riprende Fuschi, spinta di Marrone, regolare in scivolata, intervento di Pucci, rimessa super giovane, sesto di recupero. Accorcia l'Accademia Trapani, il gol di Secan, Accademia Trapani 2, Castellammare 4. Pallone lungo verso Ronde, che vince sempre questo tipo di duelli, mette in mezzo, allontana Raia. Casteldaccia che prova a gestirla con Consigliere, giù Prestiani, adesso Marrone. Mani. Orosco, si rialza Prestiani, calcio Orosco da fuori! Vicinissimo al 3-3, al 96esimo. Che occasione per la super giovane. Ha messo i brividi ai tifosi ospiti. E ci sono i crampi in casa Casteldaccia quando mancano meno di 3 minuti, 3 come i gol del San Giorgio Piana contro la Parmonval, ha segnato Maltese, Piana 3, Parmonval 1. Tutto a posto, e allora rinvio dal fondo per Calandra. Orosco rilancia subendo fallo, c'è anche il giallo per Fazio. Ultime speranze per la super giovane Castelbuono con questo lancio fortissimo di Marrone, di testa alla Bardera, non può fare di meglio, la prende Calandra. Pietro Tarantino dalla tribuna dice a Vincenzo Prestigiacomo
di rimanere a terra, di prendere secondi per questo 3-2 che si sta rivelando preziosissimo. Ultimo minuto di recupero da ora, ultimi 60 secondi al Failla. Prestiani, pallone lungo, Lavardera in mezzo a due, recupera Fuschi. Con l'intervento falloso di Lavardera. Casteldaccia voleva un cartellino qui. Arbitro che grazia la situazione. Potrebbe essere l'ultima azione della partita. Questo rinvio di Calandra. Terminato il tempo di recupero. Si va oltre per recuperare questi ultimi secondi. Marrone. Ultimi palloni della Speranza. Prestiani di testa. Pallone in profondità, Ronde, c'è Lavardera in mezzo. Ronde va al cross, respinge Camiolo, pallone spazzato. Il Casteldaccia si salva. 99-30, sorpassati. Davide Presti Giacomo. Billetta prova il cross, c'è Fuschi che esulta davanti al proprio avversario. Arbitro che ha dato più di uno sguardo al cronometro. Castelbuono che ha questa rimessa. Orozco. Lavardera protegge, riesce il passaggio. L'arbitro fischia alla fine. Finisce 3-2. Il Casteldaccia conquista altri 3 punti fondamentali per la propria corsa alla salvezza. Sbancato il Failla di Castelbuono in rimonta. Finisce 3-2, decisiva la rete di Sheriff al 73esimo. Un risultato importantissimo contro una diretta concorrente. Lavardera al 7° l'aveva sbloccata, poi la rimonta di Fazio al 26esimo su punizione di Sferruzza, al 45esimo su rigore il gol dell'1-2. Lì sull'1-2 Lavardera prende la traversa, Sheriff fa 1-3 al 73esimo, la riapre Prestiani 10 minuti dopo, ma non basta per la super giovane che così deve lasciare i 3 punti agli avversari. Prossimo weekend con la super giovane Castelbuono impegnata a Misilmeri contro la Don Carlo. Il Casteldaccia invece ospiterà sul neutro di Marineo il San Vitolo Capo per un altro match salvezza. È tutto dal Failla, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.